Non avendo pareti, avendo comunque una copertura mobile, non fa cubatura. Questo è il principio di diritto affermato dal TAR, rifacendosi a una giurisprudenza anche del Consiglio di Stato. Con questa motivazione il TAR del Veneto ha salvato un gazebo dalla demolizione e ha condannato il comune di Treviso al pagamento delle spese legali. La storia va avanti da circa un anno e vede da una parte protagonista la signora Silvia Bigolin e dall'altra gli uffici di Casugana. In mezzo questo gazebo, secondo la prima indispensabile per la sua disabilità nonché in regola con tutte le norme, mentre per i secondi una sorta di abuso edilizio da smontare e sanzionare. Intimazione alla quale la signora ha deciso di rispondere prima davanti ad un giudice e successivamente davanti al Tribunale amministrativo regionale che gli ha dato ragione. Una sentenza che passerà alla storia perché firmata solo dalla Presidente del Tribunale, in quanto scandita dalla scomparsa il 7 luglio di Marco Rinaldi, il giudice relatore del collegio. È importante questa storia non solo per la signora Bigolin, ma per molti altri cittadini in controversia con i comuni per presunti abusi edilizi. Tornando indietro, ricostruirebbe questo gazebo? Sì, lo rifarei perché secondo me il principio è giusto. Magari sapendo a cosa andavo incontro mi preparavo un po' di più, ma moralmente intendo, ma sì, lo rifarei sicuramente. Ora il comune di Treviso potrebbe ancora contestare la sentenza, ma gli avvocati Pedoia e Capraro sperano più in un contributo costruttivo per i cittadini. Io spero davvero che il Comune faccia tesoro di questa esperienza, soprattutto dal punto di vista dell'interpretazione della normativa edilizia urbanistica con riguardo a questo tipo di costruzioni che tali non sono. E spero davvero che il Comune non decida di andare oltre avanti il Consiglio di Stato. Ancor più convinta Silvia Bigolin, pensando ai tanti che come lei convivono con la disabilità. Che non serva solo a me, ma che sia utile alle persone che hanno delle necessità particolari.